I poliziotti penitenziari hanno un cuore, delle virtù e dei sentimenti che talvolta il loro lavoro costringe a nascondere dietro la divisa che indossano. Dreaming of a white Christmas with every Christmas carol. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be right. Ma la polizia penitenziaria non fa mancare mai la sua presenza alle iniziative e ai progetti educativi a favore dei bambini, nelle scuole e negli ospedali. È stata una giornata di festa al reparto oncoematologia pediatrica dell'ospedale civico di Palermo per tanti bambini ospiti. Il reparto di polizia penitenziaria dell'Istituto Pagliarelli Lo Russo, unitamente all'associazione La città che vorrei di Santa Flavia, ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta al campus Lincoln, organizzata dall'Associazione Siciliana Leucemia e Tumori dell'Infanzia. Il comandante di reparto Giuseppe Rizzo ed alcuni poliziotti si sono recati all'ospedale civico per trascorrere qualche ora con i bambini ricoverati, ricevendo un'accoglienza calorosa e sincera. Non sono mancati momenti di forte commozione. I baby pazienti li hanno accolti con gioia mostrando loro affetto e simpatia, sorrisi e tanto entusiasmo. In cambio ognuno di loro è stato consegnato un piccolo dono. Ci sentiamo vicini a questi bambini, dichiara il comandante Rizzo, che ha voluto anche ringraziare il personale di polizia penitenziaria in servizio al Pagliarelli, sempre attento e puntuale anche nelle iniziative sociali. La solidarietà è bella, è importante, spesso la vita frenetica di tutti i giorni ci chiude gli occhi brutalmente su tutto quello che accade intorno a noi. Ci si lamenta del nulla senza rivolgere il nostro sguardo verso chi è davvero sfortunato. Questo la polizia penitenziaria forse più di tutti lo comprende ed è per questo che in ogni occasione non si tira indietro, facendo della solidarietà e della speranza la propria mission. Senza il personale non si riuscirebbero a fare le attività. Un sincero augurio veramente al personale che ogni giorno mi collabora e mi permette di mandare avanti una struttura che è la seconda più grande d'Italia. Grazie, auguri a tutti. A che serve? Quando le persone fanno i cattivi, no? Vanno in carcere e noi li dobbiamo guardare.